Al Russo di Viagrande l'Atletico Catania di mister Galfano ha l'opportunità di rilanciarsi nella corsa alla zona playoff dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno sul campo del Melilli. Avversaria di giornata la Nebros, reduce dal successo di misura ottenuto a Lenzo Vasi contro il Mazzarrone e attualmente con 7 punti di vantaggio sulla zona playout della classifica. Si gioca in un clima uggioso sotto il diluvio al Russo di Viagrande, con l'Atletico Catania in total red con inserti blu e gialli, total white invece per gli ospiti e la Nebros, quando grazie alle immagini ci giungono Andrea Giuffrida passiamo a raccontarvi il film di questa sfida che si apre dopo 19 giri di lancette, con la punizione messa dentro da Lorefice per Godino, che ci prova in scivolata trovando la respinta di Sendin. Ancora atletisti pericolosi 3 minuti più tardi, corner messo dentro allontanato alla difesa sui piedi di Fricano, che fa partire un gran destro mandato in corner da Sendin. Alla mezz'ora cross dalla destra che arriva indelicato, che calcia, la sfera si trasforma in un assist per Randis che prova il pallonetto, si spegne però sul fondo il tentativo del numero 9 locale. 40esimo De Lima per Randis, che mette dentro un cross interessante per Gomez Ricciulli, che di testa manda sul fondo. Era comunque tutto fermo per segnalazione di offside. 44esimo corner battuto corto per Lorefice, che al secondo tentativo arma il destro e porta in vantaggio l'Atletico Catania Viagrande, forse anche con una deviazione. 1-0 per i ragazzi di mister Galfano, che chiudono così avanti la prima frazione di gioco meritatamente dopo i ripetuti tentativi. Passiamo allora con il nostro montaggio a cura di Mirko Giacovello a quanto accaduto nella ripresa. 8 minuti a rientro in campo e le formazioni battono il primo colpo gli ospiti, palla per Travaglia che si porta la sfera sul destro, calcia senza impensierire però D'Agata. Al 56esimo rimessa laterale di Gomez Ricciulli per De Lima, che ci prova dalla distanza trovando l'angolino basso, ed il 2-0 dell'Atletico Catania Viagrande, che mette virtualmente la partita in cassaforte. Può avere inizio anche la girandola di cambi per mister Galfano, che getta nell'amischio Anastasio per Lorefice, autore dell'1-0. Segue l'ingresso in campo di Gioacchino Niosi per Randis. Al 78esimo punizione è messa dentro per Barez, che calcia di prima intenzione trovando un super D'Agata a dire di no, mette il mantello il numero 1 atletista e salva porta il risultato. Nel finale scampoli di gara per Di Vita, che rileva De Lima. Ancora un'occasione per l'Atletico Catania Viagrande, palla per Anastasio che ci prova dalla distanza trovando questa volta la pronta respinta da parte di Sendin. Nel finale mister Galfano prova a spezzare un po' il ritmo con l'ingresso in campo di Vieira per Fricano e quello di Armenio per Triolo. Non accade più nulla a Russo di Viagrande, l'Atletico Catania Viagrande si impone per 2-0 sulla Nebros. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.